Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. For Design Arredamenti, unico Lube Concept Store di Cosenza. Vi aspetta in via Pane Bianco 293. Cambi casa? Devi traslocare? Affidati a dei professionisti. 2 occhi di riguardo per i tuoi progetti. Con i mezzi giusti ci occuperemo del tuo trasloco. Belmonte Traslochi, via Beato Francesco Umile e Marino, Zumpano. Buonasera da parte di Franco Segreto, ci siamo anche per questo venerdì 27 dicembre 2019 con replay su Teleuropa Network. Parleremo naturalmente di quello che è successo ieri in Serie B, della vittoria del Cosenza per 1-0 con un gol di Baez contro l'Empoli, poi c'era stato il gol fantasma di Ricci, rivedremo anche gli highlights, se ne è parlato tantissimo subito sui siti ieri a fine gara. E anche questo oggi naturalmente sui giornali, su tutti i giornali, anche quelli sportivi specializzati. Parleremo anche della vittoria del Crotone in trasferta al Frosinone per 2-1, anche lì ci sono state un po' di polemiche da parte del Frosinone, di Alessandro Nesta e dei dirigenti. Comunque il Crotone porta a casa una vittoria importantissima per 2-1 a gol di Paganini. Hanno fatto seguito prima il gol di Mazzotta ed infine sui titoli di coda, eravamo intorno al 90esimo, c'è stato il gol vittoria dell'ex giocatore della Juventus Marrone. Stella, grazie per essere con noi anche questa sera. Grazie a te Franco. Hai trascorso un buon Natale? Sì, io ho trascorso un buon Natale chiaramente tra famiglia e cibo, come sempre durante le feste. E scusate la mia assenza di lunedì, ma avevo il compleanno di mio figlio e non potevo essere presente. Buonasera a tutti. Ok, allora andiamo subito a presentare gli ospiti di questa puntata di fine settimana. Grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie a voi. E grazie a Davide Franceschello di Media Terronia TV e Corriere Sportivo di Calabria. Grazie a te per l'invito e beh, auguri a tutti. E grazie ad Angelo Corsi, il capitano del Cosenza Calcio. Angelo, il Cosenza ha vinto ma sei vestito di nero, come mai? A lutto. Sì, la classifica ancora piange per questo. Ah, ho capito. E allora andiamo subito a vedere, io direi di andare a vedere immediatamente i risultati di questa penultima giornata del girone di andata della Serie B con la relativa classifica generale. Vai Stella. Allora, risultati di Serie B li richiediamo alla regia. Ascoli Pisa 1-0, Chievo Benevento 1-2, Cosenza Empoli 1-0, Cremonese Juve Stabia 1-1, Frosinone Crotone 1-2, Livorno Pescara 0-2, Salernitana Pordenone 4-0, Trapani Perugia 2-2, Venezia Cittadella 1-2, Virtus Entella Spezia 0-0. Andiamo a vedere subito la classifica di Serie B. C'è sempre questo Benevento al comando. Sì, abbiamo al comando il Benevento con 43 punti, a seguire Pordenone 31, Cittadella 29, Crotone 28, Ascoli Perugia 27, a seguire Frosinone, Salernitana, Virtus Entella con 26 punti, Pescara 25, Chievo 25, Pisa 23, Empoli 22, Spezia 21, Cremonese 21, Juve Stabia 21, Cosenza 20, Venezia 19, Trapani 15, chiude la classifica Livorno con 11 punti. Ok, allora abbiamo visto la classifica generale, il Cosenza ha fatto un grosso balzo in avanti con queste 2 vittorie consecutive, la prima a Pisa, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato abbondantemente nella penultima trasmissione di replay per 3-1 e poi ieri ha vinto, come dicevamo, per 1-0 contro l'Empoli con questo gol di Baez. Allora io vorrei partire da Angelo Corsi. Angelo Corsi, che partita è stata? E naturalmente dobbiamo parlare necessariamente anche di questo gol fantasma perché poi ha innescato una serie di problemi, la goal line technology, il VAR, eccetera eccetera in Serie B, per il quale si sta battendo, dobbiamo essere onesti, il vostro presidente, il presidente Guarascio, nelle ultime riunioni in Lega ha sempre ribadito l'uso del VAR anche in Serie B. A te la parola, grazie. Ma ieri è stata una partita tosta perché in primis abbiamo giocato contro una squadra che ha tanta qualità. Se pensiamo che in panchina comunque sia aveva gente tipo la Ribi che poi è stato espulso, oppure Stulak,
come sia una squadra costruita per, andare, cioè per lottare per il campionato. Poi l'orario era quello che era, che è una cosa un po' strana perché di solito le partite le organizzi in maniera diversa. È stata una partita molto combattuta, difficile perché abbiamo avuto poco la palla sinceramente e quindi era molto di rincorsa. Siamo stati bravi e fortunati a sfruttare subito l'occasione che abbiamo avuto, quindi potevamo fare meglio un certo tipo di partita, magari basato sulle ripartenze. Poi sì, sicuramente è stato annullato un gol a loro che purtroppo al giorno d'oggi, soprattutto in quelle categorie minori, perché magari in Serie A c'è la tecnologia, succede. Fortuna che è successo a favore nostro questa volta, ma è un problema che si deve risolvere per tutti. Siamo contenti di quello che abbiamo raccolto. Obiettivamente dobbiamo continuare a migliorare e lavorare come stiamo facendo, però il campionato è lungo e difficile, se riusciamo a mantenere questo atteggiamento mentale ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Posso farti una domanda? Cosa avete pensato quando Ricci ha scagliato quel bolide che ha incrociato, diciamo, ha baciato la parte interna della traversa? Visto due ragazzini anche nelle foto che avevano la mano sulla fronte, forse il sole lì ha abbagliato un po', ha accecato sia l'arbitro, tra virgolette, che l'assistente Cipressa? Ma sicuramente la posizione del guardalinee, se riguardiamo le immagini, era in diagonale, no? Il sole da quella parte di campo, infatti il primo tempo, quando facciamo il fischio d'inizio, che c'era Pietro a fianco a me, subito mi ha detto prendi la porta sotto la curva perché almeno un tempo avevamo il sole dietro le spalle. E poi con il passare del tempo magari si alza e è meno fastidioso rispetto all'inizio e sicuramente anche questo avrà potuto influire sulla scelta del guardalinee perché non era facile vederla dalla sua posizione e per il sole che aveva negli occhi. Poi l'errore rimane perché è un errore, saremmo ipocriti se dicessimo il contrario, però ripeto, fortuna che è capitato a nostro favore. Purtroppo sono cose che succedono, a noi sono successe tante volte, non in maniera così eclatante, però da inizio campionato sicuramente siamo in debito sotto questo punto di vista e bisogna attrezzarsi se si riesce al più presto possibile, almeno con una goal line technology come si usa in Serie A. Magari il VAR è una cosa più complicata, ne parlavamo prima, so che ci sarà il playoff se non sbaglio, dall'anno prossimo dovrebbe essere direttamente su tutti i campi. Per adesso siamo così, l'unica cosa che possiamo fare è colpevolizzare il meno possibile gli arbitri perché è giusto che lavorino in maniera serena perché sono persone come noi e come noi sbagliano, non in malafede penso perché questo non mi sembra di guardarli quando li guardo in faccia che siano in malafede, anzi sono persone, sono ragazzi tanti che devono migliorare come noi e quindi... Come l'hai visto ieri l'arbitro? Quando siete poi andati negli spogliatoi a fine partita, avete fatto il giro dello stadio, del San Vito Marulla, avete ricevuto gli applausi dell'intero, diciamo... Ma sicuramente loro, perché poi, figurati se non lo sappiamo noi in diretta quando l'arbitro avrà capito immediatamente. Ormai con cellulari da son metti subito un attimo l'immagine e capisci se c'è l'errore o no. Sicuramente lo saranno anche loro, però... devono fare, saranno stati, soprattutto il guardalinee, perché l'arbitro su quell'occasione c'entra poco, è frontale alla porta. Sarà stato un po' mortificato, ma è un errore che capita, metterlo sulla graticola secondo me è sbagliato a prescindere da qualsiasi arbitro, più che altro è il sistema che dovrebbe essere diverso, no? Visto che è un campionato importante dove comunque sia anche economicamente girano abbastanza soldi perché ci sono introiti importanti, piazze importanti, si decidono, cioè anche le città ne risentono perché una città per dirti come Cosenza, avere la Serie B e non averla magari gli fa differenza. Quindi per questo dovrebbero essere più tutelati gli arbitri sotto questo punto di vista. Grazie ad Angelo Corsi per questo suo primo intervento. Allora io partirei da Vittorio Scarpelli. Parlava di un campionato importante, di sinergie economiche, il capitano del Cosenza Angelo Corsi. Ieri è tornato allo stadio un bel po' di gente, l'entusiasmo è lievitato dopo la vittoria, caro Vittorio, di Pisa per 3-1, 8.000, compreso i 1.739 diciamo, abbonati. Per un incasso mi pare intorno agli 80.000 euro, quindi anche la provincia ha risposto a questa vittoria di Pisa, voglio dire, ha fatto lievitare l'entusiasmo. Una serie di situazioni, è contento anche il Presidente da questo punto di vista, perché nelle ultime gare casalinghe il piatto un po' piangeva obiettivamente. Tutto legato ai risultati, È legato ai risultati chiaramente, magari anche l'orario particolare, il giorno di festa, trascorrere dallo stadio poteva essere anche un'ottima scelta e così si è rivelata. Tutto buono, la fortuna sta iniziando un pochino a girare, questo non guasta. Ieri dopo
è un mio parere personale, un paio di partite in cui anche il mister qualcosina non l'aveva fatta, a mio giudizio, un mio parere personale per carità, adeguatamente. Ieri ha fatto un capolavoro, perché è giusto dargli atto anche di questo, tattico a mio giudizio. La squadra comincia a essere in fiducia, questo è fondamentale, cominciamo a vedere una squadra cattiva, volitiva. Probabilmente era necessario anche aspettare un po' di tempo, non dimentichiamo mai che siamo partiti con un ritardo abbastanza sostanzioso. Adesso stiamo cominciando a vedere un Cosenza che vale la pena di andare a vedere allo stadio, lo valeva anche prima per chi ci crede in questi colori, adesso ancora di più. E allora Davide Franceschiello, veniamo subito da te. Inquadrami questa gara di ieri, come hai visto quest'Empoli, perché io poi in sala stampa al signor Muzzi gli ho chiesto, dico mister, dico io questa partita la riassumerei così: buon palleggio dell'Empoli, ottimo fraseggio, il Cosenza che vi ha aspettato è ripartito, però sotto porta siete stati un po' scarsucci, perché Lagumina ha pagato 9 milioni di euro dal Palermo, Mancuso che sappiamo tutti che è un giocatore di qualità, tant'è che quel colpo di testa lì Perina si è superato, insomma potevano anche pareggiare la gara. Così non è stato. Che gara hai visto? Grazie. Il tuo prologo è stato sicuramente quello corretto. L'Empoli tecnicamente è sicuramente superiore al Cosenza, una squadra che è retrocessa dalla Serie A, una proprietà di palleggio invidiabilissima, però è evidente che c'è stata una scelta da parte del mister, di Braglia, di usare questa tattica, che è un po' quella che poi naturalmente corrimi che Roger se sto sbagliando, però è la stessa che Braglia ha voluto usare a Pisa: mettere questi 2 trequartisti dietro la punta centrale di Vier e giocare sulla transizione positiva. Quindi cercate di recuperare palla su qualche errore dell'Empoli. Quindi è stato Braglia, è stato il Cosenza che insomma ha invitato l'Empoli a fare gioco. L'Empoli non ci ha messo molto, non c'è bisogno di dirglielo, a essere invitato, perché insomma ha qualità tecniche importanti che tutti abbiamo potuto vedere. Naturalmente si è visto anche qual è il momento negativo adesso della squadra toscana, che non produce tanto gioco però non capitalizza mai, anche perché, come dicevi tu, Lagumina e Mancuso hanno le polveri bagnate in quest'ultimo periodo. Poi incontrano, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, una delle migliori difese del torneo, a parte qualche disattenzione che c'è sempre, che capita sempre, ma non capita assolutamente soltanto alla difesa del Cosenza, e quindi tutto è stato molto più complicato per quanto riguarda l'Empoli. Quindi un applauso ancora una volta a Braglia. Abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna in più, io la metterei così, perché magari un mese fa questa partita o l'avremmo pareggiata come ne abbiamo pareggiate, tanto addirittura persa, come ne abbiamo perse purtroppo tante. Infatti siamo la squadra che ha pareggiato di più in campionato proprio per questo, perché a quel gol che in qualche modo siamo riusciti a fare qualche volta poi è capitata sempre la disattenzione o la svista arbitrale, e io punterei più l'attenzione sulle altre sviste arbitrali più che su quella di ieri, perché Angelo Corsi diceva prima è stata una delle più clamorose. Per io l'errore che è stato fatto a Trapani sul fuorigioco, quello di Perugia, un gol con la mano di Dios, diceva, però il fuorigioco di Trapani di 10 metri con il guardialine che era in linea, là è stato proprio un errore tecnico gravissimo. Quindi, perché questo gol dell'Empoli si può anche non vedere tra sole, posizione sbagliata del guardialine, dell'arbitro, che era sicuramente in prospettiva sbagliata, però il fuorigioco di Trapani là è un errore quasi da far ripetere la partita. E allora Stella, andiamo a vedere questi highlights, queste immagini di fronte a questo meraviglioso pubblico. Una bella giornata di sole al San Vito Marulla tra Cosenza ed Empoli, dicevamo 8.000 gli spettatori, è tornata nuovamente la gente allo stadio. Ecco Angelo, e ti faccio commentare le immagini, ti faccio fare un po' da telecronista, ti faccio commentare queste immagini, queste le entrate in campo. Ecco il saluto tra i giocatori del Cosenza e quelli dell'Empoli. Qui è Mister Braglia teso, questo è Muzzi, ex centravanti della Roma, lo ricordiamo noi che abbiamo un po' i capelli bianchi. E allora, qui c'è praticamente Mancuso che
liscia tra virgolette questa palla. Ancora un attacco dell'Empoli sulla destra, dicevamo un buon fraseggio da parte dell'Empoli, un altro scivolata da parte sempre di Mancuso e qui si immola Monaco che praticamente respinge di testa. Qui c'è Rivière sulla destra lanciato da Corsi e qui è il gol di Baez. Molto bello, ruba tempo e spazio agli avversari e fa il Rivière della situazione. Eccolo là, cross dalla destra. Nell'intervista a Baez che gli hanno fatto a Bordocampo diceva proprio questo, che si sono scambiati un po' i ruoli. Sì. Dice, io ho fatto tanti assist a Rivière, adesso me l'ha fatto lui a me. Ma il gol è vero, sì. Angelo, se vuoi commentare puoi proseguire tu, così andiamo in doppia voce. Non sono capacissimo. No, non sei capace. Qui c'è ancora un tiro di Baez che il portiere Brignoli, ve lo ricordate? Brignoli del Benevento fece gol di testa al Milan di Gattuso nei minuti di recupero. Certo. Aveva vinto anche un campionato con il Palermo, quindi insomma aveva Perucchini in panchina, Provedella, insomma come dire, un bel trio di portieri. Sono coperti bene. E allora qui c'è un altro attacco del Cosenza con, mi pare che sia Dorazio questo, Sì. E viene poi anticipato da Romagnoli. Romagnoli, insomma, che è uno che ha 100 e passa partite in Serie A. L'Empoli è una bella squadra, come diceva. Qui grande salvataggio di Angelo, perché questo era gol sicuro. Sì, e qua era difficile sbagliare. È andato di testa Angelo Corsi e qui c'è l'Empoli che continua a fare la partita, questa è Lagumina e qui c'è il Cosenza in avanti con un tiro dalla distanza che viene bloccato dal portiere Brignoli del Benevento. Ancora il Cosenza, lì c'è praticamente alza la palla Romagnoli, Baez ha come dire, se la porta sul sinistro e la sfera però termina alta. Cosenza che riparte, qui c'è un primo cartellino giallo per il numero 21 dell'Empoli, si lamentano i giocatori, qui c'è una percussione di Bro. Poteva darla forse a destra o a sinistra, ha preferito Angelo tirare e ha sbagliato la mira. No, è stato forse un po'... Col ricordo di Pisa, dice, magari mi va bene l'altra volta. Dice. Vuol dire che è in fiducia per il ragazzo. Un po' egoista Angelo, poteva darla. No, però vuol dire che è in fiducia. Manca un po' pure lucidità, soprattutto dopo 60 metri di campo. Blocca Perina a terra e poi c'è, come dire... l'episodio dell'espulsione. Il fallo del nuovo entrato Laribbi, che prende il primo cartellino giallo, poi il secondo e l'arbitro estrae il rosso. È durata solo 13 minuti la partita di Laribbi, perché era anche se ultimamente è molto criticata e pare sia anche in lista di viaggio. Chissà, ecco qua, è qui è l'azione incriminata Stella, ecco qua. Vogliamo fermare l'immagine? Enzo, vogliamo fermare questa immagine per favore, così facciamo vedere l'abbaglio che ha preso il signor Pezzuto di Lecce. Ecco, se riusciamo a fermare l'immagine, giusto per far capire di quanto è entrata la palla. Io penso che questo non favorirà ancora anche l'accelerazione del ritorno del VAR, perché secondo me in questa sosta decideranno. Ma sai che da questa angolazione su Twitter ieri ho visto quello che avevano postato i dirigenti dell'Empoli, la dirigenza dell'Empoli, molti dicevano ma da questa angolazione forse non è entrata totalmente, qui invece col fermo immagine si vede. No, ma nemmeno questa è l'immagine. Sì. Quella prima. Al di là di questo bisogna accelerare. Possiamo tornare in studio, grazie. E abbiamo visto anche Pierini, lì poteva fare il 2-0, la percussione di Bro, insomma delle belle palle il Cosenza in ripartenza le ha avute, non le ha sfruttate, poi sentiremo anche le dichiarazioni di Braglia. Voleva aggiungere qualcosa Vittorio? No, dico, è il caso, al di là, il Cosenza è stato fortunato, l'Empoli sfortunato in questo caso, ma a parti invertite non ho motivo di credere che non sarebbe andata esattamente in questo modo, è il segnale che bisogna accelerare. Vero quando diceva anche il capitano, mettere una tecnologia come il VAR è difficile perché comunque richiede una preparazione degli arbitri, un discorso. Tiene anche un robusto dispendio di energia economica. Però la online technology proprio con questa esplosione di app e sistemi che in tempo reale ci fanno capire tutto, secondo me è il caso di inserire. Tu Franco ricorderei, il Cosenza fa sempre giurisprudenza. Sì, sempre. E quindi i casi quando succedono a Cosenza vengono sempre ampliati, amplificati a dove. Quindi secondo me si arriverà prima al varo del VAR. Ok, parola Stella. Sì, andiamo qualche secondo in pubblicità, restate con noi, torniamo subito.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay. Stella, te la parola per porre qualche domanda ai nostri ospiti, vai. Ok, una domanda per il nostro capitano. Angelo, dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso anno hai ripreso gradualmente e adesso stai giocando in pianta stabile o quasi. Che gruppo è questo Cosenza? Angelo, scusami, abbiamo una telefonata, posso farti rispondere dopo? Perché quindi abbiamo dopo una telefonata, vediamo che abbiamo una telefonata con la redazione del Corriere dello Sport, dovremmo avere Tullio Calzone, caporedattore della Serie B al telefono. Pronto Tullio? Buongiorno a voi. Ciao Tullio, ciao, grazie per essere intervenuto. Io ti presento subito gli ospiti. C'è con noi Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud, il collega Davide Franceschiello di Media Terronia TV e Corriere Sportivo di Calabria, il capitano del Cosenza Angelo Corsi. Abbiamo parlato di questa partita del Cosenza, abbiamo cercato di mettere a fuoco il discorso della goal line technology e del VAR che ancora in Serie B non c'è. Ho letto questa mattina il tuo fondo, naturalmente, dove parli specificatamente di questa nuova tecnologia, perché a Trapani Castori si è lamentato per i due rigori di ML e di Falcinelli che a suo dire non c'erano, si è lamentato il Frosinone anche contro il Crotone per due falli che non c'erano e dovevano essere rigori su Paganini e Dionisi. Come stanno le cose? Come tu l'hai inquadrata? Vuoi farlo sentire ai nostri telespettatori? Tullio, grazie. Sì, no, molto semplicemente c'è una fase di sperimentazione che l'IFAB rende obbligatoria prima dell'introduzione delle nuove tecnologie applicate al calcio, e quindi bisogna terminare questa fase sperimentale. Ci sarà adesso delle partite che verranno fatte, delle amichevoli che verranno fatte durante la sosta, poi ci saranno delle partite che verranno fatte invece durante la seconda parte del campionato per terminare questa fase propedeutica all'introduzione del VAR anche in Serie B, come è stato decretato dalla Lega e ratificato anche dal Consiglio federale. Ecco, si partirà dai prossimi playoff non offline, cioè offline significa che c'è una room una room VAR dove gli arbitri vedono, osservano, sperimentano, ma non c'è il collegamento diretto con l'arbitro in campo. Invece dei playoff, come è stato per lo scorso anno, ci sarà invece il VAR esattamente come è oggi in Serie A. Tullio, cosa ha detto questa giornata di campionato con riferimento particolare alle due calabresi, al Cosenza che infila la seconda vittoria consecutiva in questo campionato, il Crotone che riesce a passare a Frosinone, ha vinto una partita importante? Ha detto che praticamente l'equilibrio che fino adesso ha regnato sovrano sul campionato consente a chi dovesse perdersi qualche punto per strada di recuperarlo facilmente infilando una serie di risultati positivi. Particolarmente questo accade nella parte alta della classifica, è un po' meno giù dove invece i risultati, dove la classifica è un po' più schiacciata, ma anche lì ovviamente se tu riesci a vincere 3 partite di seguito, come nel caso e come potrebbe capitare a Cosenza, chiaramente gli effetti benefici sul campionato sarebbero immediati. Su invece il Crotone abbiamo visto che era scivolato pesantemente giù in classifica con una serie di risultati sfortunatissimi, invece ieri la Dea Fortuna ha baciato i pitagorici con un gol all'ultimo secondo che ha un po' frustrato anche la prestazione del Crotone, che non avrebbe meritato di perdere. Però ricordo anche che nella gara di Salerno lo stesso Marrone aveva preso una clamorosa traversa dopo un finale concitatissimo che aveva quasi fatto venire un infarto avventura. Quindi il calcio è così, è bello perché è così. Speriamo che con le nuove tecnologie ci sia più equità, perché un campionato così bello non deve essere rovinato poi da arbitri che a volte non sono all'altezza della situazione, diciamo la verità. Del Cosenza cosa mi dici di queste due vittorie consecutive? Qui c'è Angelo Corsi, poi se puoi chiedergli qualcosa se vuoi. Il Cosenza che non avrebbe meritato di stare là sotto, insomma, si è un po' riscattato con queste due vittorie, ma che è stato pure sfortunato in alcuni episodi
ha subito numerosi torti arbitrari, come anche lo stesso Angelo può testimoniare. Poi voglio dire, dopo Pisa si è capito che questa squadra ha le potenzialità per emergere. Io non ho mai messo in discussione, non ho mai pensato che la società potesse cambiare un tecnico come Braglia, che è tra i più bravi, i più pratici in assoluto che c'è nella nostra categoria. Non si capisce come mai in tanti anni non abbia allenato in Serie A. Io l'ho intervistato per il Cronista Sportivo, una rubrica per la rubrica della Serie B che curo anche su questo storico giornale italiano, su cui ha scritto Gianni Brea, Italo Gucci, tutti i grandi giornalisti, insomma, del nostro paese. L'ho intervistato un po' di tempo, mi sembra che all'inizio del campionato avevamo storato Braglia contro tutti, e alla fine è stato esattamente così. Io ricordo che lo scorso anno, per un torto subito il Cosenza, anche per riparare un po', diciamo, le critiche di oggi, che io non sono entrato nel merito sul Corriere, ho detto semplicemente che era opportuno inserire quanto prima questa tecnologia. Ok, sentiamo allora. Grazie. No, dicevo che lo scorso anno per un punto Braglia non c'entrava i playoff. Sì, invece per quella famosa partita che voi ricorderete meglio di me. Cosenza Verona, purtroppo 0-3. Allora, Vittorio Scarpelli per Tullio Calzone. Sì, più che altro la mia è una curiosità, riguarda chiaramente, perché al momento il Cosenza orbita in quella zona. Chi vedi particolarmente in difficoltà, al di là di Trapani e Livorno, che è abbastanza banale, forse semplice, in quel gruppone che il Cosenza ha agganciato proprio battendo il Pisa e l'Empoli? Scusa, non ho capito bene qual è la domanda. No, la domanda è: chi vedi più in difficoltà in questo momento nelle zone basse? Al di là delle ultime due, che chiaramente viene da sé essere davvero in difficoltà. Ma guarda, io sul Trapani non lo considererei fuori dai giochi, considerando diciamo Castori un tecnico molto esperto, avete visto pure ieri, insomma, avrebbe meritato di vincere. Ma non so, io penso che non c'è, in difficoltà di gioco diciamo non c'è. Credo che il Cosenza sia un passo avanti a tutte le altre. Poi come diciamo... Il Venezia si sta risucchiando, stanno risucchiando un po' il Venezia, Tullio. Il Venezia sì, infatti Dionisi è un po', probabilmente se sbaglia la prossima partita lo esonereranno, si parla di calori, già si parla di calori, per cui però anche lì c'è un cauto, perché il campionato di Serie B è particolare veramente, basta anche in quella zona perdere o vincere fa la differenza. Poi non dimentichiamo anche che ci sarà la sosta e c'è soprattutto il mercato, per cui il mercato potrebbe riparare situazioni un po' borderline, però il Venezia in effetti è una squadra che sta patendo molto anche una condizione, diciamo, anche una condizione fisica, si vede evidentemente dopo aver giocato un buon calcio nella prima parte del campionato. Sentiamo Davide Franceschello per Tullio Calzone. Io faccio una considerazione e una domanda, nel senso che generalmente in statistica gli estremi non vengono presi in considerazione, quindi togliendo Benevento e Livorno, e praticamente il campionato di Serie B è concentrato in 10 punti, quindi potrebbe succedere di tutto, specialmente dopo il mercato. Sì, l'ho scritto più volte che l'equilibrio che c'è in questo campionato è veramente una variabile indipendente, per cui non bisogna mai darsi per vinti o per esclusi, perché poi, come noi sappiamo perfettamente, anche dalle stagioni precedenti, le decisioni di torno non è che inizia la fase discendente, inizia un altro campionato. Ecco perché anche lo stesso Benevento sta spingendo al massimo, e voi pensate che se il Benevento vince la prossima partita ha fatto meglio addirittura della Juve, che è una cosa incredibile a pensarci, no? Che era stata superata solo dal Sassuolo, ma il Benevento e il Sassuolo l'ha già battuto, per cui è una cosa incredibile il campionato di Pippo Inzaghi. Ma questo perché? Perché lui sa perfettamente, ha fatto i playoff con Venezia, e poi nella fase discendente le cose potrebbero cambiare. Ok, allora grazie a Tullio Calzone, collega del Corriere dello Sport, auguri di buone feste, buonasera Tullio e grazie ancora. Grazie a voi. Buonasera. E speriamo di vedere un bel Cosenza. Grazie.
Allora, dopo aver ascoltato Tullio Calzoni, c'è una domanda. Faccio una domanda ad Angelo. Vai, sì. Vai ad Angelo Corsi e rifà la domanda, così che siamo stati interrotti dalla redazione del Corriere dello Sport e dal collega Tullio Calzoni. Ok, vai. Allora, grande capitano Angelo, dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso anno, chiaramente, hai ripreso gradualmente, adesso stai giocando in pianta stabile o quasi. Che gruppo è questo Cosenza? Cominciamo dalla prima, dal discorso del ginocchio e le tue condizioni fisiche, mi sembra che hai superato brillantemente. Allora, io secondo me si poteva far meglio, cioè nel senso, io dopo un infortunio del genere dove devi stare 5-6 mesi fuori, cioè allenarti a parte, rientri in una squadra dopo 5 mesi fondamentalmente. Parliamo del ginocchio per chi ancora non lo sapesse. Sì. E il rientro deve essere graduale, cioè fare un quarto d'ora di partita dopo un po', dopo mezz'ora, un'ora, cioè deve essere una cosa graduale. Invece io quest'anno, perché è stato voluto così, non lo so, ho fatto le prime 5 partite da titolare, ma io avevo fondamentalmente una gamba che era 3 cm più piccola dell'altra, cioè giocavo senza una gamba, in poche parole. Questo facciamolo sapere, perché poi in una conferenza stampa, ecco, se mi date la camera, grazie, in una conferenza stampa ci sono state, diciamo, c'è stato Braglia che ha voluto sottolineare il tuo attaccamento e l'abnegazione ai colori appunto sociali, ai colori rosso-blu, perché tu sei a Cosenza da 5 anni, no? Mi pare 5 anni e qualcosa. Quasi, sì, 6. Diciamo quasi 6, per cui insomma c'era stata una parte di pubblico che forse non sapeva queste cose, ti aveva un po' preso nel mirino, poi insomma ti sei riscattato, però fa piacere che tu adesso in questo momento stai dicendo le cose come si sono andate e quello che si è verificato. Beh, insomma ho fatto queste 5 partite dove non dovevo farle, poi ho avuto una ricaduta psicofisica, perché è normale, a me lo diceva benissimo il dottor Costabile, ha detto adesso magari la prima partita a Crotone, che tanti parlavano di questa partita a Crotone, ma a parte secondo me avevo fatto una partita normalissima, però ha detto Angelo adesso non ti aspettare che vai così per 2 mesi, 3 mesi, adesso aspettati che c'è parabola discendente e poi inizi a salire un'altra volta, perché è proprio una questione di infortuni, di 6 mesi di prendere confidenza con il campo, toglierti la paura di un possibile contrasto con il ginocchio, perché è così, poi la gamba non te la senti ben forte e tutto quanto, quindi ti viene anche meno, no? Sì, ti viene meno, ma poi istintivamente tante volte non la metti perché per paura, perché poi io non mi sono fatto male per una distorsione, io mi sono fatto male proprio per contusione, un contrasto violento, capito? Ma vogliamo ricordare, è successo lo scorso anno contro la Cremonese, che è anche Id, mi pare quel periodo. Sei andato sul pallone, ha colpito il pallone, forse. C'era Strefezza che adesso gioca alla SPAL e lui è andato con la pianta del piede sul pallone e l'ha incastrato, io invece con il collo è come se avessi calciato in faccia a un muro fondamentalmente. La seconda parte della domanda era che gruppo è questo Cosenza, mi pare, Stella, no? Invece, questo è un buon gruppo, tante volte siccome si è parlato, eccetera, di divisione nello spogliatoio, facciamo chiarezza, tu che sei il capitano, hai la telecamera, puoi dire quello che vuoi. Ma non è vero, quando ci sono momenti di difficoltà si cerca sempre di trovare qualche colpevole da qualche parte, ma non funziona così, anzi, noi siamo un buon gruppo, poi è normale che siamo delle persone come tutti gli altri, ci troviamo meglio con una persona che con un'altra, ma quello non vuol dire che non siamo un buon gruppo, anzi. Questo è un gruppo anche molto consapevole, che ha tanta esperienza, perché ci sono tanti giocatori che sono intorno ai 30 anni e qualcosa in più. Non ho mai visto niente di pensare all'io oppure di fare discorsi personali, anzi. Vero. Purtroppo non vengono risultati, demerito nostro soprattutto perché in campo ci andiamo noi, però questo non deve far passare che il gruppo non è buono, anzi. Se un gruppo non fosse stato buono adesso non staremmo parlando di 2 vittorie consecutive in un momento di difficoltà del genere. Grazie ad Angelo Corsi. Andiamo a sentire Braglia, se abbiamo le dichiarazioni di Braglia nel post gara. Io ringrazio Enzo Leonetti in regia, Francesco Camposani che guida la camera e Luca Chito alla messa in onda insieme a Giuseppe Costanzo. Andiamo ad ascoltare Braglia se lo abbiamo, grazie. Quando si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, almeno nel Cosenza. Perciò noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo peccato di ingenuità in un paio di occasioni e ci potevano costare cara, però l'impegno, io sono contentissimo di tutti, compresi quelli che erano in panchina che facevano il tifo come mai quest'anno, perciò vuol dire che il gruppo è sulla strada buona per crescere. Secondo me se loro pareggiano questa partita, al di là del gol che c'è, non c'è, non era nemmeno giusto per quello che era stato, che aveva detto il campo. Perciò i ragazzi non eravamo in alcuni elementi brillantissimi, ma ci sta giocando dopo 4 giorni, rientrando alle 4:30 di notte dopo una partita.
Perciò gli posso solo ringraziare per la disponibilità, per l'aggressività che hanno messo anche soffrendo. Questo è lo spirito giusto per potersi tirare fuori dai guai e levarsi anche qualche soddisfazione. Perciò sono felice per loro e si meritano tutto quello che poi sta iniziando a dire il campo. Una squadra che vince a Pisa come ha vinto il Cosenza non ha paura. E nemmeno oggi mi è sembrato che avesse paura. Ci sono state due ingenuità, perché Dorazio rinvia, non succede niente. Hanno avuto una mezza occasione, tra un po' ci costava anche cara. Perciò paura noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo iniziato a fare quello che sappiamo fare, abbiamo iniziato a tirare fuori gli artigli, abbiamo iniziato a vincere contrasti, abbiamo iniziato a fare quello che dobbiamo fare per tirarci fuori dai guai. Paura noi non ce l'abbiamo. Allora, il Cosenza non ha paura, ha detto Braglia, non ce ne abbiamo iniziato a vincere i contrasti, c'è lo spirito giusto in campo. Davide Franceschello, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa sul fatto della paura. Sicuramente paura poi è una delle definizioni classiche del calcio. Poi sentiamo anche Angelo Corse e Vittorio Scarpelli. Nessuna paura per gli avversari, ma rispetto. Però una cosa bisogna dirla, anche in versione mercato prossimo, di cui io non voglio personalmente parlare perché non è il momento giusto. Assolutamente, nemmeno io. Però una cosa bisogna dire, non ha paura, però questa squadra è evidente che in alcuni momenti va in apprensione, c'è poco da fare. Ecco, parliamo di apprensione, poi la differenza la devo spiegare a Angelo Corsi. Paura sicuramente no, però un attimino, perché nei momenti finali, specialmente l'abbiamo vista a Pisa, ma l'abbiamo vista anche un po' con l'Empoli, ieri, quando la squadra avversaria sta recuperando, sicuramente ricorderete pure la partita ad Ascoli, insomma, lì non si può negare il fatto che la palla scotta tra i piedi, e magari Corsi ci potrà spiegare anche il perché e qual è la soluzione adatta. Servirebbe un giocatore che possa prendere per mano questa squadra e fargli abbassare il ritmo, fargli aumentare a secondo di come serve. Quindi io su questa capisco quello che dici tu. Capisco quello che dici tu, perché il Cosenza in tempi passati ha avuto giocatori anche di grande carattere, tipo il De Paola per esempio, che rallentano al momento giusto, cioè ieri era il momento di rallentare, di bloccare l'azione come abbiamo fatto a Pisa, cosa che non siamo riusciti a fare ad Ascoli, che siamo stati completamente travolti dalla squadra ascolana. Quindi c'è bisogno di buttarsi per terra, di perdere un po' di tempo, di buttare i palloni in tribuna come fa spesso Idda. C'è bisogno di un giocatore che dà questi ritmi, perché è innegabile che quando gli avversari ci pressano, le cose più facili diventano difficili. Qui arrivano tanti messaggi. E allora poi capita che Dorazio, dopo aver fatto una partita esemplare magari all'ultimo secondo si lascia cadere per terra sperando che il guardialine gli fischi il fallo, invece quella palla lì, meno male che nello specchio fondamentalmente ha fatto la cosa più complicata, cioè, la cosa più semplice. Sentiamo Corsi sull'apprensione e sulla paura, ecco la differenza. Ma mi pare che Davide abbia focalizzato. Sì, ha ragione, perché su tanti punti di vista, perché soprattutto quando non vengono i risultati. Se ricordo la partita di Ascoli, dove era anche in campo. Ma un po' tutte le squadre, anche in A succede così, Sì, perché poi vuoi non vuoi, quando una squadra sta perdendo, una reazione prima della fine della partita ce l'ha tutte le squadre, anche noi. Se pensiamo alla partita con il Pordenone, dove abbiamo fatto 60 minuti magari senza fare niente di che, gli ultimi 20 minuti con l'ingresso di Masciascia la squadra si riversa in avanti, iniziamo ad accettare di tenere solo i due centrali dietro e giocarci il 2 contro 2 in fase difensiva per avere più uomini davanti, quindi è normale che una reazione della squadra avversaria c'è. Bisogna essere bravi a saperle gestire, perché saperla gestire, sì, in momento di difficoltà magari si butta la palla, Davide in questo diceva magari resti a terra un secondo di più, però saperla gestire significa anche saper gestire il pallone proprio, cioè perché tenere la palla, far andare il pressing avversario a vuoto è una cosa importante, li scoraggi, si alza la linea difensiva, ci difendiamo più lontani dalla porta, perché difendersi poi dentro l'area, sì, magari rischi. Braglia, questo l'ho sempre detto, non siamo noi che ci abbassiamo, in quasi tutte le conferenze stampa non siamo noi che ci abbassiamo, ma sono gli altri che poi giustamente, come dicevi tu, hanno quella reazione, che cercano di spingere e di avere un predominio. Però noi, per dirti, Pisa, se il primo tempo loro veramente dentro la nostra area forse 2 volte sono capiati, un colpo di testa di Moscardelli mi ricordo e nient'altro. Il secondo tempo invece, ma per questo non perché la linea difensiva si abbassava, perché eravamo bravi a far pressing davanti. Io credo. Scusami Vittorio, dopo perché diamo subito la parola a Stella. Sì, andiamo qualche secondo in pubblicità, restate con noi.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Franco? Dimmi. Siamo tornati in studio. Ah, ecco qua, stavo leggendo qualche messaggio. E allora, Davide, scusami, siamo già in diretta nuovamente. Allora c'era Vittorio Scarpelli che appunto voleva aggiungere qualcosa su quello che diceva Angelo. È interessante il discorso dell'assenza di un custode della palla nei minuti caldi. Posso anche provare a interpretare il perché di questa apprensione finale. Il Cosenza ha subito tante rimonte quest'anno. Non è facile quando si arriva nella zona calda perché poi gli spettri, i fantasmi del passato ritornano. Ecco, io penso che due partite, al di là delle vittorie come Pisa e la partita con l'Empoli, possano aiutare davvero tanto, perché ci sono state due mancate rimonte delle squadre avversarie. Questo dà maggiore sicurezza e sono sicuro che questa è la vera svolta, è aver in un certo senso lenito i dolori del passato, evitando, perché col Pisa a un certo punto ci potevano essere i presupposti per una rimonta, stessa cosa con l'Empoli. Diciamo che la strada imboccata è sicuramente quella corretta, i risultati danno una mano anche sotto questo profilo. Ok, allora io direi di andare ad introdurre, perché abbiamo parlato abbondantemente del Cosenza, abbiamo parlato delle gol fantasma, eccetera, eccetera, della VAR, della goal line technology, di questa vittoria del Crotone. Vediamo se abbiamo le immagini. Il Crotone, ripeto, ha vinto per 2-1 a Frosinone. È una partita equilibrata, poi ha detto nel dopo-gara l'allenatore Stroppa. Possiamo andare a vedere le immagini. Questo è Alessandro Nesta, i canarini sono quelli del Frosinone. Qui vediamo l'allenatore del Crotone prima della partita che si caricano a vicenda. La partita è terminata 2-1 in favore del Crotone. Era passato in vantaggio dopo 24 minuti il Crotone con un gol di Mazzotta. Qui è di testa, mi pare che sia stato Messias a sfiorare praticamente il gol. E poi c'era stato il pareggio al 44esimo del primo tempo di Paganini su assist di Ciano, e poi ha segnato Marrone, come dicevamo in apertura, sui titoli di coda. Quindi una partita, lo sosteneva anche Stroppa, a fine gara molto equilibrata, però il Crotone ha sfruttato benissimo i calci da fermo e c'è stata questo gol di Marrone, questa inzuccata. E io, nonostante noi, ecco, con le immagini che scorrono, Vittorio, andrei a parlare di questo Crotone che si è rilanciato in classifica generale, poi vedremo nuovamente appunto la graduatoria. Ecco, questo è il primo gol del Crotone, c'è stato un cross dalla destra. E ieri portavano, non c'era il cognome dei giocatori, caro Angelo, sulle maglie, ma solo il nome di battesimo. Infatti sulla tua maglia c'era Angelo. Mattia crossato del Crotone, poi l'ha messa dentro Mazzotta. Qui c'è il pareggio al 44esimo del primo tempo di Paganini su assist di Ciano, che batte il portiere Cordaz. E poi nel secondo tempo vedremo qualche altra azione, il gol partita poi di Marrone, dell'ex giocatore della Juventus, che appunto regala questi 3 punti di fondamentale importanza per il Crotone per il prosieguo del campionato, tant'è che il Crotone si è portato a 28 punti in classifica, ad una sola lunghezza dal Cittadella che ne ha 29, a 3 dal Pordenone 31 che è caduto malamente ieri in quel di Salerno, e come ricordavamo al primo posto c'è il Benevento con 43 punti. Cosa dire di questa vittoria del Crotone, Vittorio? A te la parola. Sì, vittoria fondamentale anche perché il Frosinone fino a prova contraria è una delle squadre più forti di questo campionato. Al Crotone sta mancando forse un po' di continuità, perché è l'unico motivo per cui non sta in alto. La squadra è una squadra costruita, a mio giudizio, per stare esattamente dove è, anche un po' più su, però gare come queste, vinte al 90esimo, sono sinonimo che insomma... Qui Cordes fa una bella parata, una bella parata, anche vale un po' come il discorso per il Cosenza, vittorie così anche sofferte danno la misura anche della caratura della squadra, cioè il Crotone è una squadra vera, non tutti vanno a vincere a Frosinone. Ok, allora grazie Vittorio Scarpelli, sentiamo invece
O vogliamo vedere prima quello che succede qui al 90°? Eccolo qua, c'è il colpo di testa su una respinta, i giocatori del Frosinone alzano la mano per un presunto fuorigioco, così non è, e il Crotone stacca veramente il passi per questi 3 punti importantissimi sui titoli di coda, sono molto bravi sui calci piazzati i giocatori del Crotone. Bisogna stare attenti, Angelo, poi alla ripresa del campionato sui calci piazzati, li conoscete, i giocatori sfruttano molto bene e sono abili in questo. Franco, non so se hai visto sul cross, c'era una linea di 5 giocatori pronti a colpire, quindi se non la prende il primo, il secondo, il terzo, il quarto, l'ha preso il quinto. Ecco che dicevo che questi qua praticamente sono abili anche lo scorso anno, sono schemi studiati. Noi forse, e questa è una cosa che ha detto molte volte Braglia, spesso e volentieri andiamo pochi giocatori in area avversaria e quindi quando c'è un cross dall'ala, se c'è un solo giocatore in mezzo è logico che è molto più difficile che il Cosenza possa colpire la palla. Bisogna avere i giocatori poi se invece ci fossimo molte volte ci disponessimo. Questi sono gli schemi di come si preparano sulle palle inattive, insomma, chi li prepara anche dalle azioni bisogna. Però c'è questo, che se ti riparte la squadra avversaria, parliamoci chiaro, poi ce lo spiegherà meglio Gol. Io insomma un po' di esperienza ce l'ho, se ti riparte la squadra avversaria che ruba palla, in questo caso al Crotone, con 5-6 elementi che sono nell'area avversaria, allora possono trovarsi scoperti o no, Angelo? Ci hanno beffato un paio di volte. Tutte le squadre del mondo con queste palle attive vanno a saltare almeno 5 persone. Quello diceva Davide, secondo me è proprio sulla fase, su un'azione normale. Però c'è questo, che se tu avversario prendi la palla e riparta, hai giocatori veloci tipo il Pierini, il Maciaccio, anche loro con il Messia stesso, no? Però noi sulle preventive, che quando stiamo mettendo un cross dobbiamo stare in marcatura, quelli che stanno dietro siamo bravi, difficilmente a noi soffriamo sul contropiede avversario. Posso farti una domanda dal punto di vista tecnico? È meglio marcare in queste situazioni a zona o a uomo? Sulle palle inattive? Sulle palle inattive, secondo te? E sui calci d'angolo? Dipende, sui calci d'angolo ho sempre marcato a uomo. Abbiamo marcato a zona, se non sbaglio, con Fontana qualche anno fa contro Alessandria. Da marcavamo a zona non ci trovavamo, ma quello dipende pure dalle caratteristiche dei giocatori. E invece quando le punizioni sono lontane facciamo sempre la linea, Senti, di questo Crotone cosa mi vuoi dire, Angelo? Di queste due vittorie consecutive pure del Crotone come il Cosenza, 2-1 con il Livorno in casa e 2-1 ieri a Frosinone. Cosa vuoi dirmi del Crotone? No, per me il Crotone, lo dicevo prima, Vittorio se non sbaglio, è una delle squadre candidate per arrivare fino alla fine, perché ha una grandissima organizzazione di gioco, forte nei giocatori, nei singoli, ma soprattutto danno l'impressione di essere... Sempre 3-5-2 lo schema. 3-5-2, a parte Stroppa penso un paio d'anni che fa il 3-5-2, da Foggia a metà campionato cambiò, ma si vede che sono amalgamati bene. Queste cose che si vedono prima della partita, tipo quando facevano il cerchio e parlavano, non sono cose... Mi ha ricordato qualcosa. Cioè, queste cose si fanno quando veramente c'è unità di intenti, non è per far vedere. Potrà arrivare in alto ancora di più il Crotone? Ancora più in alto? Sì, secondo me sì. Secondo me, al di là del Benevento, che vabbè, ormai sarà andato. E ancora è senza Benali. Con Frosinone Benali purtroppo ha perso un giocatore importante in mezzo al campo per infortunio, che Benali insomma. Stanno giocando con Messias mezzala, mi sembra. Loro secondo me sono destinati insieme al Frosinone a qualche altra squadra, che magari il Pordenone se continua a fare in questo modo, ma il Perugia, perché può essere una squadra che continua a far bene, sono candidati a arrivare secondi. Perugia ieri ci sono stati un po' anche lì, come dicevo all'inizio della nostra trasmissione, dei problemi, perché sono lamentati Castori a fine gara proprio anche per i rigori, che a suo dire non c'era assolutamente. Posso fare una provocazione? Perugia, a Giemmello e a Falcinelli. Una provocazione. Prego. Conta poco fare i confronti tra le diverse partite, perché ogni partita ha una storia a sé. Però, visto che si sta elogiando il Crotone e si sta elogiando il Frosinone, ha ben giusto dire. Però io ricordo che il Cosenza a Crotone e a Frosinone ha fatto, ma anche a Benevento, ha fatto una grandissima prestazione. Quindi se tanto mi dà tanto, se noi non avessimo avuto questo gap iniziale della preparazione dei giocatori arrivati tardi e avessimo potuto disporre di questa rosa validissima, secondo me un'ottima rosa da parte del Cosenza Calcio, già dall'inizio, non dico dal ritiro, ma da settembre, questa squadra... Io mi ci gioco quello che volete, avrebbe quei 5-6 punti in più, non è che dico di più. E sarebbe in bene a zona playoff, anche gli addetti ai lavori. Sarebbe in bene a zona playoff, l'ha detto pure il collega Calzone da Roma. E questo momento della classifica potremmo viverlo molto più serenamente e puntare anche a qualcosa di più, perché ripeto, ritengo questa
questo organico molto valido per la Serie B. Non so se abbiamo Enzo Leonetti, abbiamo Stroppa, vediamo se è arrivato... Non l'abbiamo Stroppa, benissimo. Allora c'è una domanda, possiamo continuare, sì, poi andiamo al prossimo turno. Davide. Ok, Davide, ieri Braglia in conferenza ha detto che il Cosenza rispetto allo scorso anno ha un punto in più. Ora manca la partita in meno. Sì, ora manca la partita in trasferta contro la Juve Stabia. Uno scontro diretto da far tremare i polsi. Sarebbe importante non perdere, non credi? Assolutamente sì, non posso far altro che condividere quello che ha detto il nostro mister Piero Braglia. Va un po' a seguire quella domanda che ha fatto al collega del Corriere dello Sport, cioè nel senso una classifica diversa da quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo più squadre dietro di noi, però una classifica molto più compatta, l'ho detto prima, in 10 punti. In 10 punti sono 3 vittorie, basta vedere il campionato che ha fatto il Frosinone e lo stesso Crotone. Il Frosinone era nelle stesse zone di classifica del Cosenza, ha fatto 6 o 7 risultati utili consecutivi e adesso si trova nell'altra parte. Il Crotone viceversa era arrivato secondo, ha fatto 6 o 7 risultati molto negativi ed è retrocesso in classifica, quindi innanzitutto a Castellammare non bisogna perdere, tenendo in considerazione che la squadra della Juve Stabia è in piena forma. State attenti ai primi 5-10 minuti perché partono fortissimi, con Forte, scusa il bisticcio di parole, con Canotto, sono negli ultimi periodi statisticamente la Juve Stabia è quella che segna al pronti e via. Forte nello stesso momento di Riviero, appena tocca la palla segna, quindi bisogna... E poi un terreno sintetico molto piccolo dove il Cosenza ha fatto sempre fatica quest'anno, quindi bisogna stare attenti, quindi sono d'accordo sul punto, poi se ne vengono 3 ancora meglio. Vittorio Scarpelli, allora io direi di andare a vedere il prossimo turno, così inquadriamo ecco, dalla regia la videata, eccola qua. Allora abbiamo il prossimo turno di Serie B, Benevento Ascoli. E poi è l'ultima giornata di andata? Sì. Cittadella Virtus Entella, Crotone Trapani, Empoli Livorno, Juve Stabia Cosenza, Perugia Venezia, Pescara Chievo, Pisa Frosinone, Pordenone Cremonese, Spezia Salernitana. E allora si giocherà domenica, tutte le partite inizieranno alle ore 15, il Cosenza dicevamo giocherà a Castellammare di Stabia, non ci sarà il centrocampista Bruccini che è stato squalificato dal giudice sportivo, era in diffida, è stato ammonito contro l'Empoli, mentre il Crotone, abbiamo visto nella videata, giocherà in casa contro il Trapani. Vittorio Scarpelli, introduciamo le 2 sfide. Sì, per quanto parto dal Crotone che è l'ultima che prego. Il Crotone ha la classica partita pericolosa di fine anno, perché il Trapani non è una squadra... Sì, perché poi parleremo di queste partite ravvicinate, 3 partite in 7 giorni. Anche questo può influire. Il Trapani è una squadra paradossalmente che ha, come diceva giustamente anche Calzone, ha la fiducia, ha cambiato allenatore, ha preso qualche punto, non sarà facile per il Crotone, proprio nell'ottica continuità di cui parlavamo prima. È un bel vincere sarebbe un bel segnale, non è così scontato. Per quanto riguarda il Cosenza, verissimo, giocheremo in un catino, un campo particolare, quindi bisognerà limitare le folate avversarie, però allo stesso tempo questa può essere la nostra partita, perché la Juve Stabia è una squadra che poi aggredisce. Noi quando c'è da ripartire, poi secondo me abbiamo i giocatori tra i più forti, facciamo male, quindi fossi nella Juve Stabia io comunque cercherei di contenere anche le folate. Se non dovessero fare così, buon per noi, perché presumo per quanto riguarda il Crotone l'hai già detto, invece sentiamo Angelo Corsi, il problema delle... Dunque 3 partite in 7 giorni, quindi di turnover, mica turnover, alcuni lo attuano, altri no. E Braglia ha confermato contro l'Empoli la stessa squadra che aveva vinto a Pisa all'Arena Garibaldi per 3-1, ma io penso che giorno 29 poi il Cosenza qualcosina cambierà. Tu come inquadri questa partita di Castellammare? È uno scontro diretto, eh? Sì, sicuramente è una partita difficilissima perché poi loro del loro campo fanno la loro forza, no? Questo campo sintetico dove la palla sembra che non esce mai, perché anche quando è in fallo laterale è già là per battere subito. Partono non puoi nemmeno respirare. No, è sempre stato... vabbè, l'abbiamo incontrato penso 10 anni consecutivi in Serie C, è sempre stata così. Una partita difficile, ma penso sia difficile anche per loro, perché noi non siamo una squadra semplice da affrontare. Perché
diamo fastidio soprattutto al modo di giocare avversario, no? Siamo bravi a rompere il gioco avversario. Poi è uno scontro diretto dove i punti pesano, perché pesano tanto. È la partita prima della sosta, andare a fare la sosta con 9 punti in 3 partite sarebbe un bel regalo, no? Per quanto riguarda il turnover, queste sono scelte dell'allenatore, io non mi permetto neanche di dire quello che farà il mister sarà giusto, almeno sarà fatto con le migliori intenzioni possibili. No, io parlavo in generale, quando si gioca, ecco, volevo capire da te, quando si giocano 3 partite in 7 giorni magari qualcuno deve un attimino tirare il fiato. Sì, c'è un dispendio energetico particolare, anche noi, perché noi abbiamo fatto quel viaggio, come diceva il mister nell'intervista, per via del maltempo, perché in questi giorni c'è stato Siete partiti tardissimo da Pisa con l'aereo? No, da Roma, perché abbiamo fatto scala a Roma. Ah, scala a Roma. Da Roma siamo partiti alle 2 di notte, se non sbaglio, dopo una partita. Sì, perché c'era quel tempaccio, un vento a 100 km/h e anche di più, insomma. Sì, quindi sì, le partite. L'atterraggio com'è stato a proposito? No, l'atterraggio tranquillo, perché poi è stato tranquillissimo alla fine. Alla fine perché il vento si era calmato? C'è stato più problema da Pisa a Roma che da Roma a Cosenza, fondamentalmente, da Roma alla Messa. Senti, invece per quanto riguarda il Crotone, questa partita sei d'accordo tu con Vittorio Scarpelli, quello che ha appena detto, che potrebbe essere, non bisogna assolutamente sottovalutare questo Trapani? Io mi ricordo l'anno scorso, ero infortunato, però mi ricordo la partita in casa contro il Carpi, dove è stato parato il rigore da Perina, se non sbaglio, alla fine. Castori le fa giocare bene però le squadre? Castori è un altro, con questi gioca tanto di ripartenza, la fase difensiva, hanno iniziato a subire pochissimi gol, perché già giocare a Pescara non è semplice, hanno pareggiato a Pescara. Con il Perugia erano in 10, c'è stata rigore espulsione. È abituato ai pareggi, lui è con questo 4-4-2 classico dove si difendono in 6. 4-4-2, il 3 lo ha abbandonato e che la prima l'ha fatta col 3-5-2. Forse perché prendeva il modulo che avevano, non lo so, però il suo modulo storicamente anche ha vinto anche in campionato, c'è andato in Serie A, quindi poi sono bravi nelle ripartenze, nelle seconde palle. Con Castori non è semplice giocare, soprattutto con queste squadre che si devono salvare. Poi se deve essere una squadra che deve vincere il campionato, dove devi fare per forza la partita, non so se sarebbe un allenatore giusto. Senti Angelo, siete passati dalle difese a 4 che avete provato nel precampionato, quelle che c'eravate naturalmente, e lì a San Giovanni in Fiore, e poi via mano a mano siete giunti adesso nuovamente con la difesa a 3 che tanto bene ha portato anche in Serie C, no? Questo nuovo modulo 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2 con Maciacci che va tra le linee, eccetera. In ritiro siamo partiti con l'idea della difesa a 4, poi la prima ci siamo presentati a 3. Infatti Braglia un po' sbanda un po' tutti. No, il mister mi mette in difficoltà tutti, è vero. Ma gli avversari soprattutto. No, a parte gli scherzi siamo partiti a 3 perché così erano le nostre certezze, no? Anche perché la squadra si è formata tardi, quindi è stato anche intelligente in quell'occasione secondo me, perché l'importante era dare stabilità in fase difensiva. E poi siamo una squadra che è stata costruita per giocare 4-3, almeno idealmente, poi siamo passati a questo 4-3, ma i moduli lasciano il tempo che trovano, molto dipende dall'atteggiamento e da come si va in campo. Ha detto una cosa fondamentale il mister: adesso vinciamo i contrasti. Vincere un contrasto c'è qualche ammonizione in più, insomma, prima non ce n'erano tante. Vincere le seconde palle, vincere i contrasti significa fare o un'azione offensiva o un'azione difensiva, nel 90 minuti può fare tutta la differenza del mondo. Un'ultima cosa, ci chiedono qui gli amici da casa le condizioni di Canutè. Canutè potrebbe essere disponibile per Castellammare o ci vorrà l'anno prossimo con la prima di campionato col Crotone in casa? No, io penso ci voglia la prima con il Crotone. Quindi praticamente mentre Pierino è recuperato, Conè lo sappiamo, quindi Canutè praticamente ci vorrà, lo diciamo, ecco, ce l'ha detto Angelo Corsi, ci vorrà. La stessa cosa penso Lazzar. Sì, per vederlo bene, sì. Anche è inutile secondo me anche affrettare in questa fase. C'è Doraggio che sta giocando bene, quindi. E allora i 21 diventeranno 20 perché, lo ripeto, è stato squalificato Bruccini che non ci sarà, vedremo Braglia se farà giocare Sciaudono oppure Greco o magari quelli che rimangono come centrocampisti. Allora Stella, siamo giunti ai saluti finali per questa bella serata di appunto venerdì 27 dicembre 2019, siamo ad un passo dal Capodanno, dalla fine dell'anno. Sì, certo. Allora ringraziamo tutti i telespettatori che hanno seguito la nostra trasmissione, i nostri ospiti in studio, il nostro capitano Angelo, Davide, Vittorio Scarpelli che non ricordo mai, scusatemi. Ringraziamo il coordinatore della trasmissione, continuate a seguire Tele Europa Network e con replay ci vediamo lunedì in diretta alle ore 15, lunedì
30 dicembre, così ci facciamo gli auguri per il nuovo anno. Grazie Stella, arrivederci. 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 Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri 1. Cucine Lube. For Design Arredamenti, unico Lube Concept Store di Cosenza. Vi aspetta in via Panebianco 293. Cambi casa? Devi traslocare? Affidati a dei professionisti. 2 occhi di riguardo per i tuoi progetti. Con i mezzi giusti ci occuperemo del tuo trasloco. Belmonte Traslochi, via Beato Francesco Umile e Marino, Sumpano.